Buongiorno, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali, come sempre puntuali alle 12 in diretta per raccontarvi i fatti principali della giornata. In regia Francesca Pezzo e Simone Merlo che mi accompagneranno fino alle 13:30. Parleremo della sicurezza a Treviso, tra pochissimo con Daniela Sizzi in compagnia del sindaco Mario Conte. Parleremo di alcuni incendi che si sono sviluppati in diversi punti della nostra regione. Parleremo di atti vandalici e poi naturalmente ci si prepara ai festeggiamenti in vista dell'Epifania con i tradizionali falò e i panevin. Per quanto riguarda la marca trevigiana si attendono insomma anche i risultati delle condizioni dell'aria per capire se sarà fattibile rispettare la tradizione. Iniziamo però con la cronaca, con l'incidente costato la vita all'operatrice sociosanitaria padovana di 52 anni Sandra Pegoraro, perché la procura di Padova indaga per omicidio stradale. La donna era scampata nel 2022 ad un femminicidio e lo scorso 22 dicembre è stata travolta da un'auto. È indagata per omicidio stradale la donna di 56 anni che la sera del 22 dicembre ha investito Sandra Pegoraro mentre attraversava la strada in via Ponte Vigo d'Arzare. La 52enne, operatrice sociosanitaria, è morta dopo 10 giorni di coma a causa delle gravi ferite riportate. La procura ha così aperto un fascicolo di indagine. I testimoni, sentiti subito dopo l'incidente, avevano raccontato che la donna, alla guida della T-Roc che ha investito Sandra Pegoraro, si era subito fermata a prestare soccorso. La sera dell'incidente pioveva e l'asfalto era umido, forse una condizione che potrebbe aver provocato l'impatto. Una vicenda tragica ma anche particolarmente triste, quella di Sandra Pegoraro. L'operatrice sociosanitaria a maggio del 2022 era sopravvissuta ad un tentato femminicidio in carcere. L'ex compagno Stefano Fattorelli, 51enne, che già nel 1999 in provincia di Verona aveva ucciso una donna con 33 coltellate. L'uomo nel 2022 aveva coltellato anche Sandra, sua ex compagna, che però era riuscita a salvarsi. Dopo un lungo periodo la donna aveva ripreso a fatica la vita normale, diventando un simbolo per tutte le altre donne come lei scampate ai femminicidi. La 52enne è stata investita dopo il turno di lavoro mentre stava andando a mangiare in un locale poco lontano da casa, in un punto di via Ponte Vigo d'Arzare, dove già nel maggio del 2022 c'era stato un altro grave incidente. Un'anziana a passeggio con un'amica era stata investita da un'automobile ed era morta dopo 2 mesi. E ora questo nuovo incidente per il quale il destino non ha lasciato scampo a Sandra. Andiamo adesso nel Vicentino, a Montecchio Maggiore, un veicolo rubato intercettato dalla polizia locale dei Castelli dopo un inseguimento per le vie della città, arrestato il conducente. Un veicolo rubato, rintracciato grazie ai targa system che ne hanno segnalato il passaggio. Così gli agenti della Polizia Locale dei Castelli si sono subito messi sulle tracce del mezzo, risultato rubato ad una ditta una decina di giorni prima, riuscendo a intercettarlo in Viale Europa. Alla vista della pattuglia, il conducente, anziché fermarsi, si è dato alla fuga accelerando. Ha provato ad allontanarsi ad alta velocità, procedendo in direzione nord, mettendo in pericolo l'incolumità pubblica e degli utenti della strada. Dopo un inseguimento di una decina di minuti per varie vie della città, il veicolo è stato fermato in zona San Vitale. Nonostante ciò, il fuggitivo ha tentato di scappare a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato. Identificato, è stato arrestato per le ipotesi di reato di ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Nell'abitacolo è stata rinvenuta della cocaina ritenuta ad uso personale del sospettato, che è stato anche segnalato alla Prefettura di Vicenza come consumatore di sostanze stupefacenti, con il conseguente immediato ritiro della patente. Nell'anno 2024 abbiamo implementato questo sistema mettendo a bilancio 130.000 euro che saranno quest'anno installate nuove telecamere per dare più sicurezza e più senso di sicurezza anche ai nostri cittadini. Quindi questo un grande applauso ai nostri vigili e il nostro sistema che abbiamo messo in essere. Fiamme nella notte a Rosà, a fuoco una vecchia abitazione. I pompieri evitano che l'incendio si estenda anche alle altre abitazioni. Incendio di una vecchia abitazione a Rosà, in via Martiri di Marzabotto. I pompieri sono intervenuti durante la notte. A fuoco una casa da ristrutturare, attualmente adibita a magazzino. Nessuna persona è rimasta ferita.
L'abitazione, all'arrivo della prima squadra accorsa dal vicino distaccamento di Bassano del Grappa, era completamente avvolta dalle fiamme. In supporto anche le squadre dei Vigili del Fuoco di Vicenza e i volontari di Tiene, per un totale di 3 autopompe, 3 autobotti, l'autoscala e 15 operatori. Le squadre hanno iniziato le operazioni di spegnimento, riuscendo a evitare che il rogo si estendesse a una casa attigua, solo lambita dalle fiamme. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'alba. Sul posto anche i carabinieri. Le cause dell'incendio sono al vaglio dei tecnici dei Vigili del Fuoco. Restiamo con la cronaca, con quanto accaduto al titolare del ristorante Amelia Romana di Mestre, vittima di 2 aggressioni in 48 ore. Mi sembra di andare in guerra, io non sto più andando al lavoro, la mia famiglia mi vede uscire, mia compagna non dorme più la notte perché è preoccupata, mia figlia è uguale. Abbiamo paura e non sappiamo come difenderci, cioè cosa succede qua? Che poi io devo difendermi e devo aspettare che mi dà una coltellata per primo per potermi difendere. Così Luca Serpente, dopo la doppia aggressione subita a Capodanno e la sera del 30 dicembre nel suo locale di Mestre, l'Amelia Romana, lungo via Giustizia, tra la stazione dei treni via Milanese. Il 31 sera arriva qua alle 10:30 circa, con un mattone gigantesco in mano, un foratino, che viene fermato da dei clienti e costretto a lasciare il mattone fuori perché stava entrando dentro col mattone. Te ne devi andare, te ne devi andare. Picchiato da uno sbandato di origine congolese, minacciato insieme ai clienti anche con questo mattone come ripicca per non avergli offerto da bere al banco come preteso invece dall'aggressore. Dove lui comunque mi viene addosso, mi butta giù il telefono, anche lì insomma mi ha procurato delle scoriazioni, delle ecchimosi. Sono andato a farmi refertare all'ospedale Campo San Piero. Oltre alle botte, minacce, anche i danni alle vetrine del locale infrante la sera del 30. Al rifiuto del proprietario di versargli da bere, lo sbandato, divenuto aggressivo e violento, si è pure sdraiato a terra davanti al ristorante e così ha replicato anche a San Silvestro alla presenza dei 200 clienti, gettando davanti alle porte del locale questo bidone dell'umido. Io sto uscendo con lo spray al peperoncino, veramente sono amareggiato tanto. Il ristorante di Serpente tra quelli più colpiti dalla raffica di furti a Mestre. Risaputo che qua ha avuto più di 10 fra tentati e non e riusciti, furti, vandalismi eccetera eccetera. È la zona e quindi è così, adesso io e i miei dipendenti hanno paura anche di fare la chiusura. Qua la sera siamo nel Bronx. Potrebbe avere le ore contate l'aggressore del 18enne sfregiato con un coccio di bottiglia la notte di Capodanno a Ponte della Priula. Siamo in provincia di Treviso. Qui resta la paura tra i residenti e il comune di Susegana è pronto a prendere contromisure. Eravamo in casa, ho sentito urla, tante urla, e mi sono affacciato e c'era una scena assurda. C'era una trentina di persone, 20-30 persone in mezzo alla strada che si menavano, lanciavano oggetti, urla, poi hanno iniziato a gridare così lo ammazzano, così muore, sangue. Sono ancora scossi i residenti di via Tempio Votivo a Ponte della Priula dopo il Capodanno ad alta tensione vissuto nei pressi della stazione dei treni con un aggressore ancora a piede libero ma che potrebbe avere le ore contate. Il cerchio si starebbe stringendo su un giovane uomo di origini nordafricane, con i carabinieri che hanno raccolto diverse testimonianze e passato al setaccio le immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza privati. Si stanno così ricostruendo le fasi che hanno portato allo sfregio di un 18enne italiano di seconda generazione residente a Montebelluna, colpito prima all'orecchio poi in pieno volto con un coccio di bottiglia usato come fendente. Siamo usciti perché questo ragazzo urlavano che stava morendo, quindi ci siamo avvicinati, abbiamo chiamato un'ambulanza, carabinieri che poi erano anche già stati avvisati per provare a vedere, magari prestare il primo soccorso, però è stato difficile anche riuscire a
comunicare perché erano agitatissimi. Le tracce rimaste a terra parlano di una traiettoria folle che forse solo per un soffio non si è trasformata in tragedia. La dinamica ricorda da vicino quella che ha portato alla morte di Francesco Favaretto, il 22enne aggredito a metà dicembre in via Castelmenardo a Treviso. In questo caso però non ci sarebbero sullo sfondo questioni legate alla droga, ma futili motivi, una lite degenerata tra i fumi dell'alcol. Restano la paura e una situazione di degrado più volte segnalata anche nel recente passato. Noi abbiamo 3 figli, siamo in casa, io esco alle 6 del mattino e trovo ancora gente ubriaca che gira per la piazza, il locale è ancora aperto che stanno chiudendo in quel momento, quindi la situazione non è rosea, cioè è abbastanza pericolosa per quel che mi riguarda e da 3 mesi a questa parte ancora di più. Esasperazione di cui si vuole fare carico l'amministrazione comunale, questa la prima mossa. Noi abbiamo già contattato in maniera informale il gestore e prossimamente lo convocheremo per cercare di capire quali azioni mettere in campo tutti insieme per contrastare questi fenomeni ai quali noi non eravamo assolutamente abituati e che vogliamo respingere con forza. E allora restiamo in tema sicurezza, ma ci spostiamo a Treviso che in questi ultimi giorni del 2024 ha vissuto diversi episodi, anche alcuni molto gravi. Ricordiamo quanto accaduto in via Castelmenardo con la morte del 22enne Francesco Favaretto. Insomma, una Treviso che inizia quest'anno proprio concentrandosi sul tema sicurezza. Daniela Sizia si trova a Casugana, insieme a lei il sindaco Mario Conte. Buongiorno Daniele, buongiorno al sindaco. Buongiorno Francesca, buongiorno anche ai telespettatori. L'hai detto tu, in centro città ci sono state nell'ultimo periodo diversi episodi di aggressione fino, lo hai detto anche tu, all'omicidio del 22enne, aggressioni ai danni di minorenni e i protagonisti sono proprio giovanissimi. Un problema di sicurezza che anche l'ASCOM lo dice, la stiamo monitorando, va monitorata, sindaco. C'è davvero un problema di sicurezza qui in centro città? No, più che monitorarla va risolta, nel senso che dobbiamo agire con la presenza di forze dell'ordine, con l'installazione di videocamere di sorveglianza. Ci sono stati dei problemi legati a dei episodi ai quali non vogliamo abituarci, quindi che dobbiamo contrastare e combattere. È altrettanto vero che dobbiamo dire che Treviso rimane tra le città più sicure a livello nazionale e gli altri dati, il turismo, i residenti confermano questo, però non dobbiamo sottovalutare il problema. Non dobbiamo limitare quella che è un'azione che noi vogliamo invece porre come prioritaria, quella di garantire la sicurezza, perché questi episodi sono successi, sono brutti, vanno censurati, vanno condannati e soprattutto dobbiamo lavorare perché non succedano più. Però poi ci sono anche delle analisi da fare e devo dire che troppe volte tutti questi episodi violenti sono riconducibili a una presenza troppo massiccia di comunità straniere che non hanno alcuna intenzione di integrarsi con la nostra. Io sono assolutamente favorevole all'integrazione, lo sapete bene. È altrettanto vero che i dati ci dicono questo: la stragrande maggioranza dei reati e degli atti di violenza sono riconducibili a stranieri, quindi chiediamo al governo un'azione forte innanzitutto per aumentare la presenza di forze dell'ordine nel nostro territorio, e poi servono poche regole chiare, rispettate da tutti, italiani e non italiani, e soprattutto serve la certezza della pena, perché chi sbaglia in Italia deve avere la certezza che paga. Oggi invece vige la certezza della non pena, perché passa questa idea che qualsiasi cosa tu combini in Italia comunque non ti succede niente, ed è un po' così francamente. Lei diceva anche Treviso, dove c'è una caserma, La Serena, dove sono ospitati davvero tanti e forse un po' troppi cittadini extracomunitari. L'ultimo episodio è stata una rissa tra cittadini del Bangladesh ed indiani, ospiti della caserma Serena, alcuni ospiti di un altro centro di accoglienza, altri. Ce ne sono 700 all'interno della caserma Serena. Io credo che siano troppe persone messe insieme, troppe etnie sovrapposte, troppe abitudini e culture diverse, che rischiano di diventare un mix esplosivo che si ripercuote poi nella nostra comunità e nella nostra città. Quindi dico allo Stato: se ci mandi 700 persone all'interno della caserma Serena, io pretendo che tu mi mandi
anche le forze dell'ordine necessarie per difendere la mia comunità. Diversamente è giusto che si riprendano anche queste 700 persone, perché qui non siamo in grado di garantire assolutamente nulla, né un futuro, né un lavoro, né la possibilità di integrarsi, perché l'integrazione passa attraverso dei numeri che siano più gestibili, non certo con un accumulo di 700 persone all'interno dello stesso immobile. Ecco, Sindaco, fra l'altro, insomma, baby gang, l'abbiamo detto, straniere, ma davvero aggressioni violente, i cittadini sono davvero preoccupati, soprattutto di sera ed in certe zone particolari, punti critici, diciamo, di Treviso. Però dobbiamo dire che non è un fenomeno trevigiano, è un fenomeno nazionale, perché se guardiamo le rassegne stampa delle città, anzi in altre città vediamo anche ben di peggio, però questo non significa che a Treviso dobbiamo abbassare la guardia o sottovalutare il problema. C'è un problema di integrazione, c'è un problema culturale e quindi lavoreremo certamente attraverso le scuole, le società sportive. È altrettanto vero che chi vuole integrarsi lo ha fatto, lo fa, perché ci sono delle comunità straniere che sono assolutamente straordinarie, che si sono perfettamente integrate e hanno costruito un loro percorso di vita all'interno della nostra comunità, così come ci sono delle comunità che hanno maggiori difficoltà e forse non vogliono addirittura integrarsi. E per far fronte a questo problema che ormai abbiamo nel nostro territorio servono regole rigide, poche, rispettate da tutti, cioè italiani, non italiani, ma soprattutto, come dicevo prima, serve la certezza che se sbagli paghi. E invece oggi purtroppo, lo dico purtroppo perché io amo questo paese, ma non è così. C'è la certezza della non pena. Sindaco, si aspetta una risposta dal governo a stretto giro, visto la situazione, insomma, comunque tra virgolette di emergenza in questo momento qui a Treviso? Beh, la risposta la pretendo, però devo dire che conoscendo la sensibilità e lo spirito di responsabilità del ministro Piantedosi, già nei prossimi giorni ci sentiremo e l'ho invitato a venire a vedere anche il grande lavoro che fanno le forze dell'ordine, perché ci tengo a sottolineare che Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e le polizie locali con gli strumenti che hanno a disposizione stanno facendo un lavoro davvero straordinario, però non basta perché i numeri sono in continua crescita. Ricordo che stiamo vivendo la prima fase migratoria all'interno della caserma Serena, abbiamo gestito l'Appiani, quindi quei flussi che arrivano dalla rotta balcanica, però è una situazione che sta diventando francamente fuori controllo. Se voi girate per la città la sera, ma non soltanto Treviso, tutte le città, trovate quasi esclusivamente extracomunitari, molte volte in stato di alterazione, che rischiano di diventare pericolosi o comunque, nella migliore ipotesi, sono delle presenze che preoccupano e non lasciano tranquilli la nostra comunità. Quindi noi chiediamo strumenti per poterci difendere e regole per poter rientrare nell'alveo della democrazia e della serenità sociale che in questo momento viene un po' a mancare. Grazie Sindaco, da Treviso è tutto, a te la linea Francesca. Grazie a Daniela Sizzia insieme a Nicoletta Rizzetto e grazie naturalmente anche al Sindaco Conte, dichiarazioni insomma forti e chiaro quello che è il messaggio indirizzato al governo. Avete sentito, nei prossimi giorni chiederà già un incontro al ministro Piantedosi. Continuiamo a parlare in qualche modo di sicurezza che insomma messa in difficoltà in un parco pubblico di Spinea con 2 incendi in 4 giorni e il comune insomma ora ha deciso di chiudere, di intervenire. Lo chiediamo alla nostra Ilaria Marchiori con Sandro Ponchio proprio in questo parco preso di mira, insieme a loro il vice sindaco di Spinea. Buongiorno Ilaria e buongiorno al vice sindaco. Buongiorno anche a te Francesca, buongiorno ai nostri telespettatori. Hai detto bene, 2 incendi in 4 giorni, anzi ben 2 il giorno del 27 dicembre e 1 appunto la scorsa notte. Proprio per questo il comune ha deciso di intervenire e come vedete stanno già lavorando per chiudere intanto provvisoriamente questa parte e dopodiché adesso il vice sindaco ci spiegherà bene cosa succederà, ci sarà la chiusura definitiva. Si tratta di un gruppetto di ragazzini, di minorenni che sono già però attenzionati dalle forze dell'ordine e che non sono nuovi a episodi simili. Appunto dicevamo 2 il 27 dicembre e 1 la scorsa notte. La scorsa notte si è trattato di un pezzo di legno qui sotto. I danni non sono stati importantissimi, però tra i residenti inizia a esserci paura perché ovviamente ci si trova in un
parco, siamo dietro il pattinodromo all'interno del parco Nuove Gemme, e quindi ci sono anche molti alberi e quindi molto legno. Allora, vice sindaco, benvenuto, grazie di essere qui con noi. Avete deciso di chiudere perché è ora di finirla. Sì, allora questa è una soluzione diciamo provvisoria, come potete vedere adesso andremo a chiudere con dei pannelli in ferro che verranno anche saldati e bloccati proprio per evitare che possano ancora entrare all'interno e creare danni ovviamente ad una struttura pubblica. Il prossimo step sarà quello di creare praticamente un magazzino, verrà chiuso, ma stiamo attendendo ovviamente le autorizzazioni poi necessarie, quindi servirà un'autorizzazione paesaggistica e andremo a riqualificarlo assieme ovviamente a tutto un progetto di riqualificazione dove il comune potrà beneficiare a partire già dal 2025 di contributi da parte della regione per l'efficientamento energetico della struttura. Andremo a riqualificarlo anche in vista poi a fine dell'anno del 2025 della conclusione dei lavori della nuova scuola media che, come potete vedere qua a fianco, è in fase di realizzazione. Qui verrà creato ovviamente un passaggio, un nuovo varco di accesso anche al parco, quindi questa zona oscura diventerà ovviamente anche una zona presidiata, quindi in futuro. Quindi rassicuriamo i cittadini, anche perché ci sono telecamere di videosorveglianza che comunque verranno incrementate. Sì, allora una cosa importante da dire è che le telecamere adesso noi le stiamo ovviamente manutentando. Abbiamo visto che negli ultimi anni non sono state fatte le corrette manutenzioni, perché noi ci siamo insediati a giugno, abbiamo già subito preso sotto controllo la situazione. Dal 2025 tutte le strutture pubbliche avranno un controllo degli accessi e anche un sistema di videosorveglianza dedicato proprio. Avete anche denunciato però? Assolutamente, le denunce sono state fatte subito fin dall'inizio, anzi una raccomandazione da parte del prefetto è anche ai cittadini di fare le denunce quando appunto succedono casi come questi, che in questo modo le forze dell'ordine, poi ci muoviamo anche noi di conseguenza, le forze dell'ordine in questo modo hanno ovviamente sotto controllo e monitorano la situazione. In questo caso specifico comunque le autorità giudiziarie sono già ovviamente al lavoro da tempo, da mesi e quindi la situazione comunque è monitorata dal comando dei carabinieri qui di Spinea. Ecco, anche voi ovviamente non avete perso tempo perché in pochi giorni avete messo al lavoro i vostri operai. Il timore è quello che possano spostarsi. Certo, assolutamente, però ripeto, le forze dell'ordine sono al corrente, stanno monitorando, quindi credo che in tempi molto brevi la cosa verrà risolta definitivamente. Ringrazio il vice sindaco Emanuele Di Tadi, qui da Spinea è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria e grazie al vice sindaco per averci raccontato insomma che cosa è accaduto, ma soprattutto quello che adesso si ha intenzione di fare per mettere in sicurezza quell'area. Ma non solo, da Spinea ci spostiamo in provincia di Vicenza a Gaglio perché sono trascorsi 3 mesi da quell'esplosione che vi avevamo raccontato in diretta, esplosione che costò la vita al medico, al dottor Luigi Rossato. Ebbene, riapre la strada che era stata devastata dall'incendio. Il sindaco Marinella Sambugaro è insieme alla nostra Vanessa Banzato con Andrea Benetti. Buongiorno Vanessa e buongiorno alla sindaca. Buongiorno a te Francesca e a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Ci troviamo proprio nel punto dove lo scorso 1° ottobre si verificò quella tragedia immane a causa appunto di un guasto di un metanodotto. Durante i lavori di scavo ci fu quell'esplosione che costò la vita al medico 72enne Luigi Rossato, come hai accennato tu, e che distrusse completamente l'abitazione che divideva con la moglie e i figli qui in via Eck. Nelle prossime ore sarà riaperta questa strada, si riapre la strada, si chiude un capitolo molto doloroso. Con me la sindaca Marinella Sambugaro che conferma proprio tutto questo grande lavoro che è stato fatto non soltanto fisico per appunto la riapertura della strada, ma anche emotivo per tutta l'intera comunità. Certo, questo vuoto che vedete della casa, che non è rimasto solo le macerie, è il vuoto che abbiamo anche noi cittadini dentro al nostro cuore, perché il dottor Rossato era una persona speciale, la famiglia è una famiglia schiva ma molto molto buona e molto conosciuta. Quindi il dolore loro è anche un po' il dolore nostro. Io ribadisco, sono orgogliosa dei nostri cittadini, non solo perché come si sono
come hanno fatto, si sono comportati durante questa tragedia, ma anche per la pazienza che hanno avuto in questi mesi nell'affrontare questa situazione di disagio con una corsia chiusa a senso alternato. Sono stati tutti pazienti, sia i cittadini che gli ospiti, quindi li ringrazio per questa loro pazienza e per rispetto delle regole che hanno avuto. Adesso come funziona? È da questa mattina presto che gli operai sono al lavoro e come appunto si svilupperà il tutto? Allora, stamattina alle 7:30 si sono coordinati Viabilità, Microscavi, la ditta Reitano, hanno estratto il macchinario da stamattina alle 7:30 e adesso stanno ripristinando le buche. Dovrebbero asfaltare nel giro di poche ore e nella sera dovrebbe essere aperta tutta la carreggiata, quindi a doppia corsia. E questa è una bella cosa perché possiamo chiudere un capitolo e ritornare un po' alla normalità, quella normalità che speravamo tornasse. Per la famiglia sarà una normalità a gocce. E per il paese invece torna normalmente, insomma. Sì, anche perché lei ha detto hanno portato pazienza anche tanti turisti, tantissimi turisti che sono venuti a Gallio e in altopiano in generale, perché questa è una strada importantissima che collega due punti particolari dell'altopiano. Sì, collega il centro ed è una strada molto frequentata, quindi ribadisco, hanno avuto pazienza e si sono comportati bene, nessuno mai reclamato, perché visto la tragedia nessuno si è mai permesso, e per rispetto che hanno avuto è da ammirare tutti quanti, sono da ammirare. È riuscita a sentire in questi giorni del Natale la famiglia? Allora, li ho sentiti per messaggio, è il Natale, rievoca, è la famiglia, è stare insieme e quindi per loro penso sia stato un Natale molto doloroso. Piano piano stanno un po' riacquistando la normalità, molto lentamente, e io a nome mio ma anche a nome di tutti i cittadini dell'amministrazione auguro un 2025 migliore di quello che hanno avuto, perché hanno finito l'anno veramente con il dolore e spero che questo dolore piano piano si possa ripristinare. Certo, un dolore che non andrà mai via, non potrà andare via, però insomma si spera che col passare del tempo diminuisca, insomma perda un po' di forza questo enorme dolore che hanno subito e che si porteranno appresso per sempre. Bene, da Gallio, insomma, aspettando le prossime ore, intanto avete sentito anche il rumore dei mezzi che sono al lavoro, nelle prossime ore appunto si riapra questo tratto di via Eck fondamentale per il flusso del traffico. Da Gallio è tutto, Francesca, ti ricedo la linea. Grazie Vanessa e grazie anche alla sindaca di Gallio, Sambugaro. Due notizie. Una ci arriva dalla nostra redazione di Belluno con una valanga a Cortina, nessuna persona coinvolta. L'elicottero Falco è rientrato dopo un sopralluogo aereo, dunque tanta paura, ma fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto da questa valanga che si è staccata poco fa a Cortina. E poi in merito a quanto detto al microfono di Daniela Sizzia pochi istanti fa dal sindaco di Treviso Mario Conte a proposito di sicurezza in città e degli episodi che si sono verificati a Treviso, ma lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, anche in molte altre zone della regione, interviene il presidente del Veneto Zaia, che dice: desidero unire la mia voce a quella dei tanti sindaci veneti che di fronte a nuove tipologie di reati che vengono commessi nei loro comuni chiedono aiuto alle istituzioni nazionali perché vengano reperite e inviate nelle zone calde più forze dell'ordine. Sono purtroppo sempre di più le città venete dalle quali giungono quotidianamente notizie di una cronaca nera che è un fenomeno nuovo e inquietante. Così non può andare avanti, anche perché parimenti cresce l'allarme sociale da parte della stragrande maggioranza composta dalla gente per bene che, quando interpellata, sempre più spesso si dice inibita o intimorita anche in situazioni ordinarie come una passeggiata o un rientro a casa dopo il cinema. Conosco bene la grande attenzione ai temi della sicurezza da parte del governo nazionale ed è per questo che rivolgo al ministro Piantedosi, ai prefetti, a tutti coloro che rappresentano lo Stato sui territori un appello affinché si faccia tutto il possibile per dare risposte a tutti quei sindaci che sui loro territori ben poco possono fare con le donne e gli uomini delle polizie municipali. Queste dunque le dichiarazioni del governatore del Veneto Luca Zaia
proprio di fronte ai tanti episodi di cronaca accaduti in Veneto. E a proposito di sicurezza ci spostiamo a Mestre con quanto accaduto la notte di San Silvestro, dove un ex vigile al volante è stato ferito e poi aggredito da un gruppo di ragazzini che gli hanno lanciato un potente petardo, un potente botto sotto l'auto in corsa. 65enne ex agente della polizia locale in pensione da poco se l'è vista davvero brutta la notte di Capodanno. Prima si è ritrovato un petardo Sinner lanciato contro la sua auto nuova fiammante, con danni quantificati in oltre 10.000 euro. È definito la bomba Sinner perché è rivestito di carta arancione come i capelli del noto tennista e gliel'hanno buttata sotto la macchina, facendo esplodere gli airbag e facendo saltare l'impianto elettrico. La macchina ovviamente si è bloccata. L'ex vigile, ferito e sotto shock, poi è stato anche aggredito dalla banda di ragazzi che gli hanno lanciato il petardo, tutti tra i 20 e i 30 anni, tra cui una ragazza, un magrebino e alcuni italiani. Il fatto a Mestre, alla Bissuola, in via Baglioni. E di tutta risposta si è trovato le mani al collo. Esatto, ma queste sono purtroppo delle situazioni che non dovrebbero succedere. Al vaglio della polizia locale la visione delle telecamere di videosorveglianza lungo la strada in cui si è verificato il fatto per capire la dinamica dell'accaduto e identificare uno ad uno gli autori del lancio della bomba Sinner. È un atto delinquenziale di suo, dopodiché questi non hanno il senso della misura. Già identificati e denunciati invece al Tribunale dei minori bulli, tutti minorenni, che in centro a Mestre, tra il piazzale Donatori di Sangue e Piazza Barche, hanno lanciato in aria quanto incontravano lungo il loro passaggio, tra tavolini, sedie e fioriere, sequestrato un macete oltre diverse dosi di sostanze stupefacenti. 2 infine i DASPO emessi a Venezia di 48 ore nei confronti di altrettanti turisti americani molesti perché decisamente ubriachi. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità e poi torniamo, parleremo di pane e vino, parleremo delle celebrazioni per l'Epifania, ma parleremo anche della crisi dell'automotive tra poco. Rieccoci in diretta, mi ha raggiunto in studio Angelo Zanone, presidente della Comunità Meccanica e Subfornitura di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Buongiorno Presidente, grazie per essere con noi. Insieme al Presidente Zanone parliamo dell'automotive, un settore fortemente in crisi perché legato a doppio filo con la realtà, con il mercato tedesco che sappiamo affrontare forse per la prima volta nella sua storia un momento molto delicato. Do 2 dati tanto per inquadrare la situazione. Treviso diciamo che riesce a fare meglio della media regionale grazie alla specializzazione e alla digitalizzazione. Le imprese artigiane trevigiane hanno registrato un 2,9%, quindi quasi un 3% di calo delle vendite sul mercato tedesco dei macchinari. Abbiamo detto una percentuale migliore della media veneta che si attesta al meno 10,7%. A livello nazionale nei primi 8 mesi del 2024 il fatturato delle micro e piccole imprese della meccanica è sceso di 5 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo del 2023, con minori ricavi per 21 milioni di euro al giorno. Il Veneto è la seconda regione in Italia per maggiore incidenza delle piccole imprese della meccanica, sono infatti il 6,1% e l'Emilia Romagna è al 6,2%. Presidente, in che modo il nostro mercato, noi ci concentriamo sul Veneto, ci concentriamo sulla Marca Trevigiana, è legato al mercato tedesco, perché vengono forniti macchinari per quelle industrie? Diciamo che il Veneto è da sempre fornitore della Germania, specialmente l'automotive. Ci siamo specializzati in quello che è la fornitura di pezzi meccanici per componentistica di auto. Adesso chiaramente con la crisi dell'auto che c'è, con la transizione ecologica che prevede che nel 2035 non ci siano più motori termici, chiaramente molti particolari non andranno più fatti e di conseguenza le imprese subiranno un ridimensionamento. E per quanto riguarda le aziende trevigiane che quindi producono questi macchinari,
questo traguardo del 2035 in che modo influirà e vi state già preparando in qualche modo? Ma diciamo che tutti cercano un po' di adattarsi alla situazione. Le piccole e medie imprese chiaramente sono più flessibili sul mercato, hanno più possibilità di orientarsi in altre tipologie di lavori, però rimane il fatto che la crisi è globale e quindi non è facile andare a reperire lavoro in qualche altro mercato, anche perché abbiamo un problema di costi di produzione che noi li abbiamo un po' altini. E quindi questo cosa comporterà nel medio-lungo periodo, cioè il 2025 che anno sarà? Secondo me il 2025 è un anno in cui si decidono molte cose e quindi anche la meccanica dovrà essere indirizzata in determinati settori o comunque aiutata, accompagnata a svilupparsi in un modo magari un po' diverso da quello che è stato fino adesso. Bisogna sopravvivere in un momento di cambiamenti ma anche di incertezze, perché abbiamo parlato di questo traguardo del 2035, ma c'è sempre quella possibilità che l'Europa decida di rivedere, di fare un passo indietro, se non mezzo passo indietro. In questa fase qui come si organizza il proprio lavoro, come si organizzano anche gli investimenti in tema di componentistica, di tecnologie? Ma diciamo che gli investimenti in questo momento qua sono in una fase di stallo perché con l'incertezza che c'è, con i tassi che ci sono, con i costi dell'energia eccetera, secondo me è un momento un po' da star fermi e guardare un attimo l'orizzonte cosa si preannuncia. Quindi anche gli investimenti sono congelati, anche nuove assunzioni? Non sono congelati però... sono nel cassetto? Esattamente, rimangono un po' fermi anche perché la 5.0 in questo momento non è applicabile per una serie di cavilli burocratici e quindi bisognerebbe fare in modo che ci fosse meno burocrazia per poter comunque riuscire a essere più snelli nei mercati e nelle decisioni che si prendono. La burocrazia in che modo vi blocca, Presidente? Cioè, diciamo che ci sono regole e regolette. Vedi, quest'anno per esempio abbiamo anche l'assicurazione obbligatoria per le catastrofi, quindi anche lì è un costo in più in una fase di crisi dove comunque bisogna risparmiare per poter superare, continuare a sborsare per sopperire a determinate cose, aumenta il costo del lavoro in pratica e quindi non viene a nostro favore. È possibile trovare mercati alternativi a quello tedesco, che è sempre stato un punto di riferimento per le nostre realtà? E se sì, come trovare questi mercati alternativi? Perché poi siamo in un mondo globalizzato dove chiaramente ci si influenza a vicenda. Diciamo che non è facile trovare mercati alternativi nella subfornitura, perché tendenzialmente la subfornitura sta sempre vicino a chi produce e quindi è un po' difficile, le aziende cercano di andare a rifornirsi nei mercati dove costa meno e lì sta a ogni singola azienda, credo, poter riuscire a sviluppare in base alle loro capacità e alle loro, diciamo così, tipologie di lavoro che mercati scegliere e provare a cercare. Come vi state muovendo? Abbiamo capito che siete in una fase di attesa per capire quello che succederà, però bisogna continuare a produrre, bisogna continuare a pagare gli stipendi ai propri dipendenti e quindi anche proprio come associazione, come Confartigianato, come vi state muovendo in questo momento proprio per capire se c'è una via di fuga, se c'è davvero uno sbocco su altri nuovi mercati da conoscere, sui quali investire? Diciamo che in questo momento ci sono i tavoli a Roma che stanno decidendo un po' come girare le carte, se così si può dire,
però la situazione deve evolversi un po' in un modo un po' più preciso e globale per poter prendere decisioni ad hoc. C'è il rischio che le aziende meno strutturate si trovino costrette a fare dei tagli o addirittura possono arrivare a dover chiudere perché manca poi l'ossigeno per sopravvivere? Avete già dei sentori in tal senso? Ma diciamo che ci sono aziende che riescono anche a sopravvivere, non senza sforzi, però ce la fanno. Altre aziende che sono più penalizzate e lì c'è proprio il problema che qualcuno rimanga a casa o che addirittura qualcuno magari decida di chiudere. Il problema è anche che abbiamo un discorso di cambi generazionali, di manodopera che non si trova, cioè c'è un mix di cose in questo momento qua che non sono sicuramente, come si può dire, che vanno a favore delle imprese. Praticamente sono contrari a quello che è il sistema di produzione. Allora, Presidente, io la fermo un attimo perché ho visto in collegamento da Arcade il nostro Lucio Zanato insieme al sindaco Domenico Presti, insieme ad un altro ospite, un alpino, quello lo riconosciamo, adesso ce lo presenterà Lucio, per raccontarci insomma del Panevin, simbolo di tutti i Panevin, quello di Arcade. Insomma, si farà, non si farà? Si farà, beh, sicuramente non può mancare, ma insomma sappiamo che il sindaco si sta già muovendo per chiedere, per avere contatti con il prefetto. Chiediamo il perché al nostro Lucio Zanato. Buongiorno Lucio, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Come vedete alle mie spalle lo storico Panevin di Arcade, sono con il sindaco Nico Presti e sono con il capogruppo degli alpini Rolando Migotto, tutto pronto qui per domenica sera, quindi per l'accensione, contrariamente magari a Treviso dove si sta ragionando per i 5 Panevin che sono stati richiesti al sindaco Mario Conte. Però qui garantito che alle 21 verrà accesa la pira, giusto sindaco? Buongiorno, assolutamente sì, noi abbiamo solo una pira, ricordo, perché gli altri anni i Panevin che c'erano sparsi per il territorio sono stati appunto comunque spenti, quindi ne abbiamo uno solo ed è quella della tradizione che si rinnova per la 58esima edizione. Ecco, invece con il capogruppo raccontiamo un po' questo Panevin, altezza e quanta gente ci ha lavorato. Allora, buongiorno a tutti da parte mia del gruppo Alpini di Arcade. Allora, siamo un centinaio di volontari che dal giorno di Santo Stefano cominciano ad andare a raccogliere la legna per portarla qui in piazza e dopo sistemarla con i varie attrezzature. Altezza? Siamo sui 9,5 metri per un diametro di 9 metri, insomma. Naturalmente tutta solamente legna, perché una volta ci metteva dentro di tutto, adesso invece... Ci tengo a tenere, a dire proprio che è tutta solo potatura di vite, quindi non ci sono altre tipologie di legna, insomma. Ecco, però noi siamo qui perché dopo quello che è successo a New Orleans e dopo quello che è successo in Germania, con una previsione di quante migliaia di persone qua? Beh, anche in Italia, Lucio, mi pare che l'altro giorno vicino a Rimini abbiamo avuto anche lì un atto di terrorismo. Noi prevediamo nel 2022 abbiamo avuto 10.000 presenze, noi contiamo quest'anno di bissare comunque quell'edizione. Voglio anche dire che chi verrà qui deve venire perché c'è la massima sicurezza, stiamo approntando un piano di sicurezza straordinario rispetto agli altri anni. Vorrei ringraziare, voglio l'occasione per ringraziare il prefetto di Treviso e il questore e il comandante dei carabinieri che mi hanno accordato un aumento di presenza di uomini di forze di polizia. Ho fatto una specifica richiesta perché appunto abbiamo alzato di molto l'asticella. Avremo anche circa 70 persone tra l'ANC, quindi l'Associazione Nazionale del Bene in Congedo, il servizio Sarti di Treviso e gli alpini della zona qui nostra, oltre al nostro gruppo, che garantiranno la sicurezza. Ecco, naturalmente tutti gli accessi voi li avete bloccati, ogni anno lo fate con trattori, con scavatori, cioè lo fate tutto con dei mezzi per impedire che non ci siano appunto azioni con macchine che possono entrare in mezzo alla popolazione. Voglio ricordare a tutti che noi siamo stati i primi, Lucio, nel 2016 a fare questo tipo di attività del blocco delle strade. Dopo mi pare che fosse l'attentato di Nizza, appunto abbiamo concordato allora, comunque ero già sindaco anche allora,
di fare questo tipo di azione. Quest'anno abbiamo sì messo i mezzi pesanti come di solito, ma abbiamo innalzato ancora di più, abbiamo fatto un prefiltro con volontari, poi c'è un filtro con i mezzi pesanti e poi c'è un uomo armato comunque per ogni ingresso della piazza. Beh, insomma, devo dire che c'è la massima sicurezza per riuscire invece a vivere in tranquillità questa, diciamo così, questa manifestazione che è un simbolo poi della nostra trevigianità. Assolutamente sì, è il Panevin per eccellenza dei trevisani, ma voglio anche dire che all'interno della piazza ci sarà la garanzia, comunque saranno uomini sparsi della protezione civile e del volontariato per controllare ogni azione che viene fatta. Inoltre ho appena firmato una ordinanza che prevede il divieto assoluto di introdurre bottiglie di vetro e anche la vendita all'interno della piazza e oggetti di vetro, l'introduzione di petardi, di scopi di petardi e anche di spray urticanti. Ecco sì, particolarmente gli spray urticanti, perché sappiamo che anche questo può creare ad esempio della confusione e quindi poi magari nella confusione qualcuno finisce anche per stato. È già successo insomma questa cosa qua. Mi ricordo di Torino, dove è successo un episodio del genere, quindi noi vogliamo scongiurare assolutamente che questo possa accadere. Non a caso appunto il numero elevato di volontari sparsi all'interno della piazza tra la gente dovrà garantire e vigilare sui comportamenti anche delle persone, e poi all'occorrenza avremo anche l'intervento immediato sul posto qui, perché la piazza è grandissima, comunque con parecchi uomini delle forze di polizia credo di poter garantire comunque la massima sicurezza. Ecco, poi ricordiamo naturalmente i pompieri, perché devono controllare il fuoco. I pompieri controllano il fuoco, ma abbiamo anche un posto con dei medici e ambulanze già pronte. In caso di malesseri noi ci auguriamo che chi viene qui debba invece star bene, viene qui per divertirsi e tornare a casa. Abbiamo anche la vigilanza, vi ricordo, anche sui parcheggi. Ecco, l'ultima parola agli alpini, perché quest'anno non ci sarà invece parole attorno al fuoco, perché la consueta rassegna che anticipa il Panevin viene spostata all'11 gennaio. Certo, sabato 11 gennaio presso il Museo di Santa Caterina a Treviso, in occasione della 30ª edizione, sarà spostato lì appunto per l'evento di questa 30ª edizione alle ore 15 per chi volesse partecipare. Siamo arrivati appunto alla 30ª edizione con racconti, con una settantina di racconti che anche da fuori Italia, insomma, e ne siamo orgogliosi, ecco. Bene, allora vi aspettiamo tutti dalle 21 domenica sera qui in Piazza d'Arcade per il Panevin, e a te la linea. Grazie Lucio, grazie ai tuoi ospiti. Panevin di Arcade che non può mancare. Torniamo con il presidente Zanon, presidente, lo ricordo, della comunità meccanica di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Stiamo parlando della crisi del settore dell'automotive che dalla Germania ha chiaramente ripercussioni anche sul nostro territorio, sulla Marca Trevigiana. Un'ultimissima domanda, presidente. Abbiamo parlato insomma di come si cerca di resistere, di rimanere aperti, e chiaramente c'è stato un ricorso che è in aumento agli ammortizzatori sociali proprio per continuare ad avere le risorse umane che sappiamo essere difficili da reperire e continuare a mantenerle in azienda. Le piccole aziende fanno in modo che il ricorso sia il minimo, perché chiaramente viene decortata una parte dello stipendio che già non è molto alto, quindi fare in modo che si continui a lavorare anche magari soffrendo un po', però riuscire a tenere tutto il personale. Che è difficile da reperire, i giovani non si trovano. Ma diciamo che il personale ormai manca dappertutto, quindi calo demografico, vuoi per altri motivi, però siamo in un momento un po' critico anche per questa cosa. Riuscite a collaborare con le scuole di specializzazione per portare gli studenti in azienda? Sì, ci sono delle varie iniziative con le scuole, però pesa sempre il calo demografico. Quelli sono gli alunni e da lì devi attingere. Bisognerebbe riuscire a importare qualcosa da dove provengono, in modo che siano un po' selezionati prima, che ci sia il personale che serve a noi, tra virgolette. Presidente, io la ringrazio, ha detto che il 2025 sarà un anno
importante, decisivo sotto tanti punti di vista. Allora torneremo ad aggiornarci nel corso di quest'anno per capire quello che succederà per il vostro settore. Grazie davvero ad Angelo Zanon, presidente della comunità meccanica e subfornitura di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Grazie davvero, presidente. E noi dovremmo avere in collegamento la nostra Valentina Visentini. Abbiamo parlato del Panevin ad Arcade e naturalmente anche Padova si prepara per la tradizionale Befana in Prato della Valle. Vediamo come si sta organizzando il comune. Buongiorno Valentina Visentini con Cristian Roque Allende, buongiorno anche ai tuoi ospiti. Valentina. Sì, buongiorno. Sarà una Befana ecologica, quella padovana, come lo è ormai dal 2022, perché il comune di Padova anche quest'anno mantiene alta l'attenzione e ha preferito un evento green senza emissioni, visto la grande attenzione ai temi ambientali. Non ci sarà il falò tra il rogo dell'Epifania, ma ci sarà una grande Befana, un grande pupazzo. Qui con me c'è Sara Celleghine, che è tra gli organizzatori dell'evento, perché comunque si vuole dare un messaggio che è quello del riuso, del riutilizzo dei materiali, sempre con molta attenzione alla tradizione. Sì, l'idea è stata proprio quella di utilizzare quei materiali che da tradizione andrebbero bruciati nel falò, quindi carta, cartone, legno, stoffa, e dargli una forma artistica, quindi creare una grandissima Befana che accolga i bambini in Prato della Valle insieme a un evento composto di tante voci diverse, che inizierà alle 14:30 con Blocco Intestinao, che è una marching band di percussioni brasiliane che ci farà ballare e scalderà l'ambiente. Proseguirà poi con l'arrivo dei Vigili del Fuoco con un momento scenografico e con un concerto dedicato al centenario Disney, quindi ce n'è veramente per tutti i gusti. E in un evento pensato proprio per i bambini, infatti ci sarà la consegna gratuita delle calze, Befane sui trampoli, Befane in bicicletta, sui pattini, proprio per creare un momento divertente e creativo. 3.600 le calzette già pronte per essere distribuite in 3 punti di Prato della Valle, ma Befane che andranno un po' in giro anche per tutto il centro storico, e sarà una Befana che, come per i grandi eventi che ci sono stati in questo Natale, parliamo anche di Capodanno, sarà molto anche all'insegna della sicurezza. Sì, assolutamente, quindi l'invito a tutte le persone, le famiglie, i genitori di portare i propri figli in Prato in piena serenità. Sarà una bellissima festa, come ci ha raccontato adesso Sara, con tante attrazioni, tante iniziative, questa grande Befana, i Vigili del Fuoco, veramente un grande spettacolo, e noi abbiamo previsto che tutto si possa svolgere senza rischi, senza intoppi, non che ci sia avvisaglie di nessun particolare rischio, però per garantire la piena serenità a tutti abbiamo previsto blocchi per impedire che qualsiasi mezzo non autorizzato possa entrare nell'area dell'evento, così come tutta l'area sarà presidiata, controllata, per garantire serenità. Questa è la cosa più importante per un giorno che sarà un grande giorno di festa, per chiudere le festività natalizie alla grande. Assessore Bressa, quest'anno sono stati davvero molti gli eventi che hanno caratterizzato il Natale padovano. Si chiude in bellezza quindi con la Befana. Sì, si chiude in bellezza, abbiamo veramente vissuto grandi momenti di piazza insieme, basti pensare alla notte di Capodanno con 20.000 presenze in Prato della Valle, ma anche con tutto quello che è accaduto a partire dall'accensione dell'albero in poi, quindi con tantissime presenze in città. Devo dire che abbiamo registrato quest'anno soprattutto tante presenze anche dalle altre regioni d'Italia o anche dall'estero. Questo sta a significare che stiamo lavorando molto sull'immagine, sul marketing territoriale della città di Padova, e tanti vengono perché sanno che qua trovano una città d'arte con un'offerta importante in termini di monumenti, ma anche una città viva, quindi al tempo stesso, oltre alla mostra, alla visita al monumento, trovano il mercatino natalizio, trovano l'offerta enogastronomica, trovano una città viva, che è quella che cerchiamo di costruire con il nostro impegno tutti i giorni. Allora, ringrazio l'assessore ai grandi eventi del Comune di Padova Antonio Bressa e Sara Celleghine, e vi diamo appunto l'appuntamento per il 6 di gennaio in Prato della Valle con la Befana. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina.
insieme a lei Cristiano Cayende per il supporto tecnico, grazie naturalmente anche ai suoi ospiti. Prima di tornare da Vanessa Banzato che ci racconta dell'assalto dei turisti per queste festività, un aggiornamento in merito alla notizia che avevo dato prima di una valanga cortina. Si tratta di una piccola slavina di neve artificiale staccatasi da un cumulo in quota e che è scesa questa mattina sulla pista Labirinti in Tofana Cortina, tracciato chiuso agli sciatori in questi giorni. Sono in corso le operazioni di bonifica da parte degli uomini del soccorso alpino e della Guardia di Finanza per verificare l'eventuale presenza di persone che al momento pare esclusa. Sono al vaglio le cause del distacco che si presuma possa essere stato provocato dal passaggio di alcuni sciatori. Sul posto ha operato anche l'elicottero della SUEM di Pieve di Cadore. E allora la linea di nuovo alla nostra Vanessa Banzato per l'assalto dei turisti. Buongiorno Vanessa. Buongiorno, ancora a te Francesca, restiamo sull'altopiano, da Gaglio ci siamo spostati ad Asiago dove basta guardare le immagini, Andrea Benetti sta facendo una carrellata di quello che è a mezzogiorno e mezzo, l'una praticamente, il centro di Asiago preso letteralmente d'assalto dai tanti turisti. Con me la vice sindaca Ludovica Tondello, che tra l'altro è anche assessora alla promozione turistica, quindi chi meglio di lei ha il polso della situazione, una situazione che in queste vacanze invernali è andata davvero bene. Sì, buongiorno a tutti. Diciamo che dal 26 dicembre Santo Stefano sono iniziati gli arrivi che sono aumentati in modo graduale fino ad ottenere insomma un'affluenza non indifferente. Parlando con gli albergatori, i commercianti, esercenti, appunto hanno appurato anche loro l'aumento del turismo per questa stagione invernale che grazie alle nevicate del Ponte dell'Immacolata hanno garantito anche l'apertura degli impianti sciistici sportivi. Come in località Caberlaba, il nostro impianto più vicino al centro storico, ci sono ad oggi 40 centimetri di neve, mista tra quella artificiale e a quella delle nevicate dell'8 dicembre. Quindi gli appassionati di sci qua hanno davvero potuto sbizzarrirsi senza problemi. Assolutamente, tutti gli impianti sono aperti, anche quelli dello sci di fondo presso il golf, che hanno battuto le piste sin appunto dai primi di dicembre, quindi si poteva sia fare discesa che fondo durante tutto il periodo delle feste. E poi tutte le attività, le offerte anche in centro storico ad Asiago, a cominciare proprio dai mercatini. Esatto, sì, ci troviamo nella piazza principale, piazza Carli, dove ospita appunto tra questa piazza e piazza Secondo Risorgimento quasi 30 casette, che quest'anno hanno visto anche una migliore offerta, nel senso che ci sono 4 nuovi artigiani che lavorano quindi il legno, le pelli, la lana e il vetro, creando anche sul posto appunto tutti i prodotti che loro vanno a vendere. Certo. Quindi è stata, diciamo, un'offerta che ha dato i suoi frutti, collegata poi a tutte le proposte sia di eventi culturali o di eventi di intrattenimento che fanno da cornice a tutto quello che si può visitare qui. Ve l'aspettavate un inverno così, una vacanza invernale così? Diciamo che l'amministrazione negli anni precedenti ha lavorato molto appunto sulla promozione sia turistica ma anche le offerte, e quindi eravamo preparati. Adesso l'ultimo appuntamento sarà il 6 gennaio con l'arrivo della Befana, l'Epifania, l'arrivo della Befana, e quindi insomma c'è ancora tanta carne al fuoco. Sì, assolutamente, l'ultimo weekend appunto fino ad arrivare lunedì del 6 ci sono molti altri eventi in programma fino all'arrivo delle Befane proprio qui in centro, che porteranno i dolci ai bambini. E arrivederci all'anno prossimo, all'inverno prossimo. Esatto, aspettiamo la stagione estiva. Bene, insomma, da Asiago restiamo appunto in questo gioiello, questa perla dell'altopiano. È tutto in questa bellissima giornata di sole. Ti ricedo la linea.
In effetti stavamo proprio guardando il meraviglioso sole, cielo blu che avete alle spalle, sembra una cartolina questa immagine. Grazie davvero Vanessa Banzato e grazie alla tua ospite per averci raccontato di queste vacanze all'insegna del turismo, qui, lì naturalmente in altopiano ma un po' in tutte le località turistiche della nostra regione. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo ancora una breve pausa pubblicitaria ma ci ritroviamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta. La salute dei padovani sotto la lente di ingrandimento dell'Istituto Superiore di Sanità per analizzare stili di vita e fattori di rischio. 200 cittadini verranno selezionati per partecipare a check-up gratuiti. Padova è stata l'unica città veneta inserita nell'inchiesta dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute che sono da anni impegnati nella sorveglianza, prevenzione e contrasto delle malattie non trasmissibili e nella ricerca delle cause che le determinano anche attraverso la conduzione di indagini volte a descrivere lo stato di salute della popolazione adulta in Italia. Nel 2023 è stata avviata una nuova indagine che si propone di valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili come ipertensione arteriosa, obesità o diabete e la prevalenza di alcune condizioni. L'indagine si svolge in diverse regioni italiane e per il Veneto il comune di Padova è stato prescelto per partecipare a questa nuova indagine, che è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e che viene svolta qui a Padova con la collaborazione dell'azienda ospedaliera. A partire da gennaio 2025 uomini e donne di età compresa fra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti del comune di Padova, riceveranno l'invito a partecipare all'indagine mediante una lettera. Le persone che ne prenderanno parte, il campione sarà di 200, vengono sottoposte gratuitamente ad esami e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, ha invitato i suoi concittadini selezionati ad aderire all'iniziativa vista l'importanza dell'indagine. Un ulteriore aggiornamento in merito alla slavina che si è staccata a Cortina. Sono stati 2 sciatori entrati in una pista chiusa al pubblico a provocare la slavina che si è staccata sulla pista Labirinti della Tofana. I 2 sono stati individuati dagli agenti della polizia addetti alla sicurezza delle piste e saranno denunciati all'autorità giudiziaria. Si sarebbero giustificati sostenendo che sono entrati nel tracciato per recuperare un bastoncino da sci. In quel momento la Labirinti era chiusa proprio per lavori di innevamento artificiale. La massa nevosa ha invaso totalmente la pista e le reti di protezione. Le attività di ricerca da parte dei soccorritori non hanno individuato persone coinvolte, dunque nessuno è rimasto coinvolto da questa piccola slavina di neve artificiale. E adesso la politica con quello che ormai è stato denominato come il caso Gian Antonio D'Arè, espulso dalla Lega di Salvini nel 2024 ma che ha ricevuto la tessera della Lega Nord. Leghista patentato, ripeto anche per l'ultima tessera della Lega Nord, quella che mi è stata inviata il mese di dicembre, dove sono ancora della Lega Nord, sottolineo, e non la Lega Salvini Premier, per Salvini Premier. Anzi per Salvini vice premier a questo punto. Nessuno può dire a Gian Antonio D'Arè di non essere leghista. La Lega Nord infatti gli ha rinnovato la tessera, cosa che fa puntualmente dal 1992. La lettera firmata dal Consiglio federale, che resta in via Bellerio, gli è arrivata a casa sotto Natale e poco importa se la Lega per Salvini Premier lo abbia espulso nella primavera del 2024 senza tanti complimenti. Insomma, D'Arè è la dimostrazione plastica dell'esistenza di 2 leghe. La Lega Nord esiste come? Ha purtroppo 49 milioni di malagestio e quelli sono in carico alla Lega Nord. La Lega Salvini Premier si è svincolata da questo, per questo sono 2 entità politiche diverse ma che nascono comunque dalla Lega Nord. Una Lega Nord dal passato glorioso ma oggi di fatto commissariata, che potrebbe diventare però il modo più facile per smarcarsi dalla gestione Salvini e tornare a puntare sulla questione settentrionale. Questa resta la priorità per D'Arè. Tutti devono prendere atto che questa Lega Salvini Premier non è assolutamente e non rispecchia sicuramente il nostro territorio. Deve prenderne atto anche Zaia. Certo che sì. Zaia che D'Arè vedrebbe bene a Roma nell'esecutivo Meloni, magari al posto di Daniela Santanchè. Io lo vedrei bene
come ministro al turismo, visto che c'è qualche ministro che mi pare un po' in difficoltà, un ripasto di governo potrebbe essere prossimo, e un buon ministro come Zaia al turismo, che è la prima voce, diciamo, del PIL del Veneto e non solo del Veneto, sarebbe veramente un punto in più. Quanto a Salvini, un sostituto ci sarebbe già, basta guardare più a est. Io vedo molto bene Federica per il semplice motivo che è stato parlamentare, è presidente di regione, quindi mette assieme la politica romana assieme alle esigenze del territorio. All'orizzonte il voto per le regionali in Veneto, ancora da fissare e pieno di incognite, tranne una. Con la Lega o senza la Lega io ci sarò. La tessera ce l'ha già. Certo, una sì, sicuramente. Insomma, vedremo quello che accadrà. Adesso lasciamo la cronaca nostrana e pensate, voliamo alle Maldive. Buongiorno ad Herbert Fontana, istruttore subacqueo, ma molto di più, da 20 anni vive nel paradiso maldiviano. Grazie per essere con noi, Herbert, ben ritrovato. Ebbene sì, grazie del vostro invito, piacere conoscervi. Almeno ci consola sapere che è brutto tempo. Sì, il tempo non è il massimo qui, quindi l'invidia di qualcuno la riduciamo subito perché è veramente brutto oggi il tempo. Ecco, almeno questo. Herbert ci aiuterà a capire un po' di più anche quello che è accaduto, perché l'Italia è stata sconvolta da quanto accaduto, quel sub attaccato mortalmente da uno squalo nelle acque del Mar Rosso durante una vacanza, sotto gli occhi degli amici, sotto gli occhi dei tanti turisti presenti. Le indagini sono in corso, c'è chi parla di una immersione in acque non balneabili, ci sarebbe invece un video di turisti che dimostrerebbe che stava nuotando invece in un'area protetta, in acque che erano balneabili, dove ci si poteva immergere. Questo cosa cambia dalla sua esperienza, Herbert? Cioè, com'è possibile che, le faccio una domanda proprio banale, gli squali riconoscano dove è balneabile e dove non è balneabile? Cioè, qual è la discriminante di questo? Ma allora, purtroppo queste notizie qua fanno molto male sia al nostro ambiente, quindi all'ambiente delle immersioni, della subacquea, dello snorkeling stesso e del turismo in generale. Bisogna sempre valutare perché uno squalo attacca. Normalmente gli squali sono diffidenti, in acqua, in mare vige la legge del più grande. Io squalo di 2 metri non attacco una persona che è grande come me o quasi, vado a prendere le prede più piccoline. Ovvio che se questo attacco qua è indotto da fattori esterni umani, come lo shark feeding, purtroppo è una pratica che si fa un po' troppo spesso nei mari tropicali e non, che non sono belli né per chi li subisce, nemmeno per il mondo subacqueo, per il mondo del turismo e per il mondo che gira attorno a questi posti qui. Quali sono i comportamenti? Allora veniamo subito al nocciolo della questione. I comportamenti da evitare quando si fanno immersioni in acque abitate da squali, quindi quando noi ci immergiamo in quello che è l'habitat dello squalo, siamo noi in qualche modo ad invadere quello che è la loro casa, e quindi che cosa fare per non disturbarli? Anche perché lei ieri, quando ci siamo sentiti, mi diceva una cosa interessante sulla carne umana, che non è poi così così gradita sì, esatto, dallo squalo. Esatto, sì, noi umani non piacciamo agli squali, questo è scientificamente provato da un esperimento che hanno fatto 2 ragazzi, non mi ricordo se australiani o americani, portando sott'acqua delle sacche di sangue che si erano precedentemente prelevati e delle sacche di sangue miste con del cibo di pesce in un altro momento, e hanno visto che la carne, il sangue umano non attira gli squali, mentre ciò che
proviene dal pesce, quindi dal sangue di pesce, alle frattaglie di pesce, a tutto ciò che è scarto di pesce, gli squali ne vanno matti, ne vanno ghiotti. Per cui ecco perché una persona, passatemi un po' il termine un po' violento, non viene mai mangiata completamente dallo squalo, ma assaggiata, e quindi lo squalo si accorge che comunque non è cibo che va bene al suo palato, lo molla subito. Ovvio che il morso di uno squalo di 2-3 metri, uno squalo tigre o un longimanus, come è accaduto in Mar Rosso pochi giorni fa, non è come un morso di un gatto che mentre ci giochiamo, insomma, è tutto un altro morso. Lascia il segno, e in tanti casi questo segno qua è mortale. Ecco, quali sono i comportamenti da evitare? E aggiungo un'altra domanda. Chiaramente spesso vengono organizzate anche dai villaggi delle escursioni proprio per andare a vedere da vicino questi animali meravigliosi, ma che possono diventare altrettanto pericolosi. Che esatto. vengono organizzate in totale sicurezza queste escursioni? Brava. Allora, io nelle vesti di un turista farei una sorta di terzo grado alla struttura che mi porta ad osservare gli squali e a vederli, e comincerei a chiedere: A, se viene fatto appunto lo shark feeding, cioè se vengono attirati questi squali qua da del cibo, B, che procedure si seguono in caso di emergenze o di incidenti, ma non legati prettamente agli squali, incidenti in generale. Siamo quantomeno qui alle Maldive, in mezzo al nulla, nell'Oceano Indiano, briciole nell'Oceano Indiano, e quindi ci vuole un sistema di emergenza adatto a evitare il peggio. Altra cosa da chiedere, un bel briefing iniziale, cioè una descrizione dell'uscita, come viene fatta, cosa si fa, dove si va, quanto si sta, e poi appunto dice bene lei quando dice che gli squali sono belli, sì, si possono avvicinare, però teniamo sempre presente che sono squali, per cui se eccitati dal cibo e di conseguenza questo eccitamento si scatena diventa una frenesia alimentare, è ovvio che non controllano più il loro istinto gli squali, e ciò che hanno vicino addentano. Non hanno le mani, hanno i denti, e quindi assaggiano e prendono con i denti. E quindi quando ci si immerge e ci si trova vicino uno squalo, che cosa poi ci racconterà anche l'emozione, perché i video che stiamo vedendo ce li ha girati lei, insomma sono video dove si vedono gli squali nuotare intorno a lei, e quindi le chiederò anche che cosa si prova, ma intanto voglio chiedere che comportamento adottare se ci si immerge e ci si trova a tu per tu con uno squalo. Ma noi quando facciamo i briefing delle immersioni, apro una parentesi, i subacquei vengono qui proprio per vederli gli squali, no? Per avere un incontro ravvicinato, ma non troppo, con gli squali. Per cui noi facciamo sempre dei bei briefing mirati a come ci si comporta sott'acqua. Normalmente gli squali sono presenti quando c'è corrente, perché devono stare costantemente in movimento, come si vede dal filmato, mi pare che sta andando adesso. Ci si ferma, ci si uncina, usiamo degli uncini veri e propri che andiamo ad agganciare alle rocce, e stiamo lì mezz'ora, 20 minuti, il tempo necessario per non esaurire l'aria, ovviamente, e osserviamo ciò che si muove davanti a noi, e questo è ciò che si è visto ieri in un'immersione che abbiamo fatto ieri pomeriggio in una secca maldiviana, con una decina di squali grigi, quindi squali di una certa dimensione, nulla hanno a che fare con problemi di fastidi verso i subacquei. Sono lì, nuotano, e noi li osserviamo, facciamo fotografie, facciamo filmati senza disturbare la loro presenza, perché è casa loro. Perché lo squalo attacca nel momento in cui si sente, non dico in pericolo, però nel momento in cui capisce cosa, quando lo squalo effettivamente attacca, perché abbiamo capito che non attacca per cibarsi dell'uomo. Esatto, ma lo squalo attacca se si sente in difficoltà, o meglio, non è che attacca se si sente in difficoltà, si difende.
è diverso. Tanti sottovalutano la presenza degli squali avvicinandosi troppo o anche tentando di toccarli. Noi cerchiamo sempre di disincentivare questa pratica qui di voler toccare a tutti i costi un animale marino, nello specifico uno squalo. E purtroppo poi però si dimentica che sono squali, quindi hanno dei bei denti e se vengono infastiditi anche solo da degli scatti o cose simili possono difendersi. C'è da dire anche che lo squalo in generale è un animale timido, è un pesce timido. Se ci si avvicina troppo è lui che si allontana. Noi li vediamo da vicino perché siamo fermi sul reef e aspettiamo che sia lo squalo ad avvicinarsi a noi, perché deve essere lui a prendere confidenza con chi non è uguale a lui, quindi con l'uomo, con il subacqueo, con chi va a fare immersione. Se ci avviciniamo noi troppo agli squali, sono loro che si allontanano e se ne vanno. Le è mai successo di vivere una situazione di pericolo o comunque di aver provato paura per il contatto con uno squalo? C'è qualche problema? Sì, forse abbiamo qualche problema con il collegamento. Ricordiamo che siamo in collegamento con le Maldive, tra l'altro le situazioni meteorologiche non sono nemmeno delle migliori, quindi probabilmente c'è questa difficoltà provocata proprio dalla tenuta della connessione per il maltempo. Vediamo se riusciamo a metterci di nuovo in contatto con Herbert. Mi sente? No, mi sembra sia frizzata l'immagine. Niente, allora abbiamo problemi, vediamo se prima della fine di questa diretta riusciamo a ricollegarci con Herbert. No, è saltato proprio il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo in tempo. Intanto io andrei avanti, chiedo a Francesca Pezzo e Simone Merlo in regia di andare avanti. Intanto butto un occhio al mio monitor per capire se riusciamo a ripristinare il collegamento con le Maldive, con Herbert Fontana. Andiamo avanti con quelli che sono i progetti futuri per l'amministrazione comunale a Vicenza, insomma il futuro della città ma anche delle opere in cantiere. È corsa contro il tempo per ultimare proprio le opere finanziate dal PNRR. Ad oggi 33 i cantieri conclusi su 58. 33 i cantieri conclusi su 58 e il resto dei lavori già avviati. È il bilancio sullo stato di avanzamento dei progetti finanziati dal PNRR in capo al servizio mobilità, infrastrutture, lavori pubblici. 48 milioni e 175 mila euro da PNRR con un cofinanziamento da 4 milioni di euro con cui l'amministrazione comunale ha fatto fronte per coprire gli extracosti. 10 quelli ancora da avviare e concludere entro la scadenza del giugno 2026. C'è soddisfazione perché chiaramente tutti i cantieri non potevano partire contemporaneamente, anche perché la forza anche degli uffici tecnici sostanzialmente è quella, e per seguire bene un cantiere abbiamo bisogno anche del tempo sia per farlo partire che per seguirlo durante i lavori. Una complessità di gestione soprattutto nell'accavallamento dei cantieri, specie quelli che insistono sull'area di Campomarzo che conta 9 progetti PNRR, un progetto comunale in Piazzale De Gasperi e l'arrivo del cantiere della TAV, area in cui partirà nei prossimi mesi la riqualificazione di Viale Roma. Una delle nostre preoccupazioni riguardo l'ampliamento del marciapiede su Viale Roma, che comportava la riduzione della sede carabile a 2 sole corsie, riguardava appunto l'avvio dei lavori all'autostazione per i lavori della TAV, che rischiavano di portare via le pensiline per la sosta dei bus per i capolinea, e quindi noi avevamo bisogno di alcune rassicurazioni da parte di RICAV sul fatto che gli attuali capolinea in Viale Roma non fossero necessari, perché nel momento in cui andavamo ad ampliare il marciapiede e ridurre la sede stradale, quello spazio di sosta sarebbe stato compromesso. Quindi abbiamo atteso anche per avere rassicurazioni in questo senso, che ci sono arrivate, quindi con
con l'inizio del 25, nelle primi mesi del 25, anche i lavori su Viale Roma avranno inizio. Prossimi mesi che vedranno, tra gli altri, il completamento della riqualificazione del parco di Villa Bedin Aldighieri, dello stralcio 1 della ciclabile di Casale e la riconversione degli spazi della scuola da Feltre. Si concluderanno nel corso dell'anno anche i lavori in Viale Verdi, ai nidi San Lazzaro e Piarda e alle ciclabili della zona dello stadio e verso Torri di Quartesolo. Entreranno nel vivo i cantieri per i nuovi spogliatoi del Palazzetto dello Sport, la riqualificazione di Campomarzo Est, la copertura dell'ex Scuola Giusti, gli ultimi interventi a Palazzo Chiericati. Non scorderà certamente la data di nozze la coppia che sabato scorso ha vagato per le colline UNESCO in attesa che fosse disponibile una fascia da sindaco, una vicenda decisamente singolare che vi raccontiamo con Lucio Zanato. Mi sembra di essere tornato ai tempi del Manzoni, quando nei Promessi Sposi è stato detto questo matrimonio non sa da fare. E qualcuno ha pensato subito alla manina di un Don Rodrigo in versione prealpina, colpevole di aver seriamente tentato di bloccare il fatidico sì di 2 promessi sposi. E tutto per una fascia tricolore che in municipio Affollina l'ultimo sabato del 2024 era letteralmente sparita. È stata una cosa spiacevole, non solo per me e per mia figlia che era delegata a fare il matrimonio, ma soprattutto per gli sposi, perché questo matrimonio non si sarebbe potuto celebrare, ha dato anche atto che è proprio scritto nel documento del cerimonia il sindaco vestito in forma ufficiale. Ufficiale vuol dire avere la fascia. Quindi tutti i municipi a cercare di trovare almeno una delle 3 fasce, tutte letteralmente sparite. Era già stata adoperata da questa responsabile qualche giorno addietro. Però quella mattina, quando è andata per prendere la fascia del sindaco, non l'ha più trovata. Sparita la fascia ufficiale, ma anche quella del vice sindaco, eppure quella un po' sgualcita. Era quella che era appunto in questo cassettino della scrivania del sindaco, che era a disposizione per le evenienze. E tutto questo con invitati già in sala delle cerimonie. C'erano persino persone da Trento che hanno detto di non aver mai visto una cosa simile. Ma soprattutto panico in ufficio, perché gli sposi erano già in viaggio. Gli sposi erano già saliti in macchina in attesa che la responsabile dell'ufficio anagrafe dasse l'ok per arrivare in municipio alla presenza di tutti gli invitati. Si sono sobbarcati un po' di chilometri in macchina, arrivando persino a Valdobbiadene. Un tour decisamente lungo, tenendo conto che la giovane coppia è di Follina e peraltro molto conosciuta ed apprezzata. Dunque sposi in giro per le colline UNESCO finché la soluzione l'ha trovata il sindaco emerito con una fascia extracomunale. Ho chiamato l'amica sindaco di Cison, che voglio ringraziare infinitamente, perché non essendo a Cison ha allertato un suo assessore, il suo assessore mi ha aperto il municipio, mi ha dato la fascia e finalmente dopo più di 40-45 minuti siamo riusciti a celebrare il matrimonio. E per chiudere la storia, Colette passa da Manzoni a De Filippo, parafrasando una celebre commedia sugli esami. Essere sindaci emeriti a volte serve. Sì, non è mai finita di essere sindaco una volta fatto. La Basilica di Sant'Antonio è uno dei luoghi giubilari della chiesa di Padova. Mercoledì 1 gennaio è stato inaugurato l'itinerario in 10 tappe pensato per i pellegrini. Questo pellegrinaggio che ci farà sostare in alcuni punti molto significativi proprio per pregare con le parole di Sant'Antonio. Si è aperto ufficialmente con l'anno nuovo il cammino del Giubileo nella Basilica di Sant'Antonio. Il canto del Veni Creator ha accompagnato padre Antonio Ramina nell'itinerario che la comunità dei frati ha proposto ai pellegrini che entreranno in Basilica in questo anno di grazia. Sono 10 le tappe dedicate a tutti i fedeli che partiranno dal cuore della Basilica, l'Arca del Santo. Raccoglimento in preghiera attraverso una guida stampata in 7 lingue che il rettore della Basilica ha annunciato e spiegato al termine della messa solenne celebrata il 1 gennaio. La guida sarà disponibile gratuitamente all'ingresso del santuario durante l'anno santo. Fiocco rosa e fiocco azzurro negli ospedali della Pedemontana. A dare il benvenuto al 2025 sono stati Alma e Santiago. Al
Alma è arrivata alle 9:24 di buon mattino, Santiago alle 15:05. Fiocco rosa e fiocco azzurro nel giorno di Capodanno, un inno alla vita che saluta il 2025 negli ospedali di Sant'Orso e Bassano. Berrettino bianco in testa, stretta tra le braccia di mamma Chiara che sorride accanto a papà Adriano, Alma ha portato in famiglia 3,5 kg di gioia ed è stata la prima nata negli ospedali dell'ULSS 7 a Sant'Orso. Il primo fiocco azzurro è arrivato invece a San Bassiano di Bassano con Santiago, che nel pomeriggio ha portato in famiglia quasi 3 kg di felicità ed è ritratto dolcemente appisolato tra le braccia di mamma e papà. Benvenuti al mondo, piccoli Alma e Santiago, che la vita continui a sorridere a voi e alle vostre famiglie. Con questo augurio noi ci fermiamo qui con questa prima edizione, ora la sigla, le previsioni del tempo e poi il documentario Borgo Italia e a seguire il film L'amante indiana. È tutto, grazie davvero per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata.